Dove e quando l'umanità si è espressa per la prima volta col linguaggio dell'arte? La scienza è in grado di dirci che le più antiche opere d'arte figurativa sono state trovate in Europa e risalgono a 25 o 30.000 anni fa. Sono cifre che ci sbalordiscono, ma che perdono molto della loro imponenza confrontate col 500.000 d'anni e più a cui risalgono le sicure testimonianze dell'esistenza dell'uomo sulla Terra. Quando l'arte sbocciò, producendo verso la fine di quella antica età della pietra detta Paleolitico le prime statuette e le prime figure graffite o dipinte sulle pareti delle caverne, si era in piena età glaciale. Gran parte delle regioni d'Europa erano ricoperte da una spessa e continua coltre di ghiaccio e l'uomo, che viveva esclusivamente della caccia, inseguiva ed abbatteva con le sue primitive armi renne, bisonti, cavalli ed altri animali selvaggi. Quest'uomo aveva già le caratteristiche fisiche dell'umanità d'oggi. Era ben diverso quindi dalla primitiva razza di Neanderthal che l'aveva preceduto nelle età più antiche. Fabbricava armi e strumenti di pietra e di osso e non conosceva né l'agricoltura, né la pastorizia, né la lavorazione dei metalli. Viveva nelle caverne e sulle pareti di queste cominciò a scolpire con rudimentali strumenti di pietra profili di animali. E incise anche l'osso e l'avorio delle zanne del mammut, l'elefante selvaggio dal lungo vello oggi scomparso. Qualcuno ha supposto per l'arte dell'umanità la stessa origine dell'arte infantile, altri che l'uomo delle caverne fosse stato ispirato a tracciare i primi semplici profili da forme naturali che suscitavano in lui un'immagine reale di particolare interesse, e certi ghirigori fatti con le dita sull'argilla umida delle grotte preistoriche sono stati interpretati come le sue prime manifestazioni grafiche, e le numerose impronte negative di mani impresse in rosso o in nero in varie grotte della Francia e della Spagna come i primi tentativi di riproduzione dal vero. Ma nulla prova tutto ciò, perché sin dalle prime epoche più antiche troviamo statuette di donna eseguite con sorprendente sapienza tecnica che ci parlano di un'arte già matura, come questa a tendenza surrealista, scolpita in avorio e trovata in Francia a Les Pugnes. O quest'altra scoperta in Austria, in cui l'artista si è abbandonato a deformazioni quasi caricaturali, eseguite tuttavia con evidenza di valori plastici e sensibilità tali da dare a queste opere un senso di immediatezza e sincerità, come in questa minuscola testina di donna. Come nelle precedenti, anche in queste figurette trovate in Italia nelle grotte di Grimaldi presso Ventimiglia e a Savignano presso Modena, l'esuberante carnosità e il senso di pienezza muliebre ce le fanno considerare come idoli legati al culto della femminilità feconda e della maternità in senso pieno e assoluto. Nel medesimo periodo abbiamo belle figure di animali graffite su ciottoli e bassorilievi come questi di Lossel in Francia, raffiguranti ancora il corpo femminile, dalle abbondantissime masse adipose, sempre evidentemente a carattere magico o simbolico. Un po' più tardi, belle teorie di animali come questa, scolpita nel riparo del Roc, sempre in Francia. In Francia, nel 1940, fu scoperto per caso da un gruppo di ragazzi uno dei più grandiosi e più antichi monumenti d'arte pittorica, quello costituito dalle stupende figure della grotta di Lascaux. Sono innumerevoli pitture piene di realismo, vita e movimento, rappresentanti tori, cavalli, bisonti ed altri animali selvaggi, alcuni lunghi oltre 5 metri, che sembrano distribuiti sulle centinaia di metri quadrati di superficie rocciosa della caverna secondo un criterio decorativo, o meglio allo scopo di riempire quei grandi spazi con sequenze e rapporti armonici di masse. Altre belle pitture si trovano nella Spagna settentrionale. Ed infine, sempre in Spagna, il grandioso soffitto dipinto con bellissime figure di bisonti policromi della celebre grotta di Altamira, le quali appartengono al momento di massimo rigoglio dell'arte dell'antica età della pietra.
E di questo stesso periodo sono piccole e belle figure di animali scolpite su corno di renna o su pietra, delle quali non si sa se ammirare più lo stupefacente verismo o la sapiente ed ormai matura tecnica. Spesso siamo in presenza di opere legate alla magia propiziatoria della caccia, in uso anche presso popoli primitivi attuali, che tale fu lo scopo fondamentale delle più antiche manifestazioni d'arte dell'umanità. Infatti, questo piccolo felino scolpito in osso porta incise sul fianco delle frecce, e frecce troviamo infisse anche sul dorso di questo bisonte dipinto nella grotta di Ignou in Francia. Altre volte un profilo di cavallo tracciato sull'argilla veniva colpito dalle zagaglie, come è stato constatato nella grotta di Montespan, sempre allo scopo di favorire la cattura della selvaggina. In Italia, nell'arcipelago delle Egadi, la grotta di Levanzo ci ha dato graffiti parietali di età paleolitica, figure di cavalli e buoi selvaggi di carattere naturalistico incise vigorosamente. Nella grotta della Daura, presso Palermo, vi è una complessa e misteriosa composizione, in cui si vedono uomini mascherati in atteggiamenti dinamici ed altri che sembrano assistere a questa sorta di esibizione acrobatica posta al centro della scena stessa. Figure incise su pietre e su osso provengono anche da una grotta presso Tivoli. Siamo adesso in età mesolitica, i ghiacciai si sono ritirati, il clima odierno si è instaurato in Europa e in generale il naturalismo è sostituito dal simbolismo, come in questi ciottoli dipinti. Però nei ripari sotto roccia della Spagna orientale troviamo figure dipinte che compongono scene di caccia e di guerra, figure di uomini stilizzate ma piene di vita e di dinamismo, che mantengono ancora per qualche tempo la tradizione della grande arte paleolitica. Ed in Norvegia, su rocce all'aperto lungo i fiordi, incontriamo grandi figure graffite di animali selvaggi, cetacei, alci, renne, orsi, eccetera. Poi, in Europa, i cacciatori del Paleolitico e Mesolitico divengono pastori e agricoltori. Si fabbricano vasi di terracotta e si costruiscono villaggi di capanne su terraferma e su palafitte. Siamo in età neolitica, alla quale seguiranno le età dei metalli, rame, bronzo e ferro. Figure schematiche appaiono in questo periodo dipinte nelle grotte di Spagna e di altri paesi d'Europa. Mentre nell'isola di Malta l'età neolitica ci ha dato strane sculture in pietra a tutto tondo, raffiguranti mostruose e figure femminili dall'enorme sviluppo delle masse adipose. Nell'Italia settentrionale, le rocce della Val Camonica, durante l'età dei metalli, si ricoprono di innumerevoli graffiti che offrono curiose figure umane ed animali fortemente stilizzate. Mentre l'uso di istoriare le rocce si mantiene sino in piena età storica. E statuette schematiche rappresentanti una divinità femminile appaiono in tutto il Mediterraneo, mentre i popoli delle tarde età dei metalli della Lunigiana e in altri luoghi sembrano volere esprimere, con queste stele antropomorfe surrealistiche, l'imperscrutabile mistero dell'oltretomba.